Lei più volte si è espresso rispetto al tema del burqa e in questo periodo c'è il parallelismo, il problema dell'identità, la possibilità di riconoscere una persona anche per il fatto che indossi una mascherina abbinata magari a degli occhiali da sole o delle sciarpe in questo periodo invernale, quindi la difficoltà di poter capire che persona hai davanti. Ecco, è possibile questo in Italia? È consentito? Che problemi ci sono anche dal punto di vista giuridico? Allora, io ho sempre sostenuto che il burqa, cioè quel velo che copre le sembianze della persona e la rende non individuabile, in Italia è illegittimo. Non confondiamo il burqa con il velo, con il chador, cioè, l'importante è che il volto sia scoperto perché questo vuole la legge. Lo vuole la legge reale, che è una legge relativamente recente, e una un po' più antica che è l'ordinamento di pubblica sicurezza, che dispone che ogni persona debba essere riconoscibile e debba andare via a volto scoperto, salvo, entrambe le leggi lo dicono, i casi straordinari che possono essere anche ludici. Per esempio durante il carnevale è consentito usare la maschera, oppure possono essere sanitari. Era già previsto per esempio che per i trapiantati si potesse usare la mascherina anche in luoghi pubblici per evitare i contagi. Abbiamo visto paradossalmente che oggi tutti abbiamo il burqa, perché la mascherina, soprattutto se è associata agli occhiali e magari a un cappello, diventa una vera occhiali da sole, diventa una propria maschera, un travisamento totale. Ma questo è sempre nell'ambito della nostra legge, che prevedeva e prevede queste possibilità di deroga al principio fondamentale che bisogna girare a volto scoperto. Non esiste e non può esistere una discriminazione per motivi religiosi a quello che è un principio di ordine pubblico. Una persona deve essere riconosciuta e riconoscibile ovunque, non si può entrare, pensateci, con il casco da motociclista in banca, anche se si deve usare il casco di motociclista quando si gira in moto, e quindi la risposta è molto semplice: da noi il burqa non è ammissibile. Lo stesso portare le armi per motivi religiosi o per altri motivi può essere consentito soltanto nei limiti previsti dalla legge, che non prevede una scriminante religiosa, prevede la possibilità che vi siano delle autorizzazioni prefettizie, come per esempio il porto d'armi. Ma la risposta è molto semplice: in quanto tale il porto ingiustificato di un'arma da parte di una persona non è consentito. Un'ultima considerazione: si parla di porto ingiustificato. Se lei va a comprare un coltellaccio da cucina e se lo porta a casa, lei gira con un'arma, diciamo così, quasi da guerra, visto che un coltellaccio può essere più pericoloso di una pistola. E quindi si potrebbe sostenere che un tipo di pseudo arma, tipo un coltello non atto ad offendere, potrebbe anche essere consentito, come è consentito il trasporto di un paio di forbici o di un coltello da cucina dalla casa al negozio. Questo andrebbe valutato caso per caso, ma è certo che non è possibile consentire un generalizzato trasporto di armi atte ad offendere, come può essere un macete o un pugnale, nemmeno per motivi religiosi.